Eccoci a Soundtrack City, nello stand di Soundtrack City, qui al Music Day di Roma, e abbiamo un grande amico, compositore, Marco Uerba. Ciao Marco. Buongiorno, piacere. Buongiorno. Allora, mi verrebbe da dire, qual buon vento ti porta qui al Music Day? Appassionato di vinile o semplicemente appassionato di musica? Guarda, io sono nato come collezionista di colonne sonore comprando proprio LP. Sì. E avevo una collezione di circa 200 LP. Purtroppo, non so se ho fatto bene, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi 3 anni, ho praticamente venduto quasi tutti gli LP che avevo, essenzialmente per 2 motivi. Uno, non avevo molto spazio nella nuova casa. Sì. 2, avevo venduto il giradisco, non potevo ascoltarli. Sì. E quindi ho voluto fare un taglio al passato e vendere gli LP. Tanto voglio dire, era una musica che io ho ascoltato molto bene e che mi erano servite tantissimo per entrare nel mondo dei vari compositori, conoscere il loro stile. Una volta ormai ascoltati questi LP varie volte, forse in effetti non aveva più senso conservarli, perché il collezionismo fine a se stesso, come uno che colleziona francobolli, a me non interessa tanto, a me interessava ascoltare la musica dei compositori. Poi il vinile si consuma anche, poi, no? Era un po' fastidioso il fatto di dover mettere la puntina graffiava l'LP, dovevi rigirare l'altro lato. Per carità, è molto bella la copertina grande dell'LP, ma per me è molto più pratico il CD. Lo so che sono pieno eresia. No, qui nel tempio del vinile. Pare che la qualità audio del CD sia superiore nonostante ci si fosse la polemica del digitale rispetto all'analogico. Ho letto ho visto un articolo, cioè un video di chi dimostrava questo, ma non lo diciamo adesso ad alta voce perché stiamo in terra. Però il dell'LP ha il suo fascino, la copertina è molto bella. L'unico vantaggio forse che aveva il CD rispetto all'LP è che tu avevi un libretto con molte foto all'interno che nell'LP non puoi avere. Avevi solo la copertina e qualche foto sul retro. Sì. Senti, invece, allora, parliamo un po' di te. Mi diceva qui Eugenio Tassitano, che è venuto poco prima, che farete un evento, non insieme, però nella stessa manifestazione tra qualche giorno. Ce ne parli, quello che ti riguarda, insomma, Sermoneta parla. Sì, intanto Eugenio ha scritto un libro veramente molto interessante, ben scritto, su Bernard Herrmann, l'unico libro in Italia che affronta l'argomento musica nei film di Hitchcock, analizzando veramente con precisione 2 partiture di Herrmann, Vertigo e Psycho. E invece il mio libro, che è anche uno dei pochi libri scritti da un compositore su questo argomento in Italia, forse noi due siamo gli unici compositori che hanno scritto un libro sulla musica al cinema thriller, parla in generale non solo di Herrmann ma di molti altri compositori, me compreso chiaramente perché ho messo le partiture di giallo. Quello che è strano è che anche all'estero ci sono pochissimi libri su questo argomento. E questo fa riflettere, allora forse c'è ancora uno snobismo da parte dei critici musicali cinematografici, degli appassionati di musica in generale, che ritengono la musica per film di genere di serie B. Questa è la domanda che vi faccio: per quale motivo non ci sono molti libri su questo argomento? Certo, questo quesito a chiunque lo voglia raccogliere e inviarmi una risposta, perché io non riesco a capire il perché. Vabbè, di sicuro te e Eugenio, insomma, l'avete scritto, quindi in Italia ne abbiamo 2. Almeno 2. Almeno 2 ce ne sono. Senti, allora, cosa farai a Sermoneta, appunto, perché non c'è la Sermoneta una breve masterclass di 3 ore, così come lui farà una breve masterclass di 3 ore sul suo libro, sulla musica di Herrmann in particolare. Herrmann è stato il compositore più importante, che ha fatto da scuola tutti gli altri compositori che sono venuti dopo, insomma, lui compresi. Va bene, noi ringraziamo Marco, come al solito gentilissimo ed esaustivo, un lottatore della composizione thriller, abbiamo davanti, e me lo auguro infatti che sia in qualche modo esposta, che ci siano più pubblicazioni su questo, perché effettivamente lo merita. Grazie Marco. Prego, a presto.